Ne- Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà. Eccoci qua con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. E sono qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà oggi di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Greta Merlin Kaliumae, che io amo definire una vera forza della natura, e a fine intervista amerete anche voi chiamarla così. Fin dai primi anni di vita era uno spirito libero, si arrampicava sugli alberi ed esplorava il mondo. Crescendo si è dovuta conformare alle aspettative degli altri. Era la brava ragazza popolare bloccata tra il desiderio di essere accettata e il suo vero spirito. Alla fine questo conflitto interno è esploso in una vera e propria ribellione che l'ha liberata da tutti i vincoli e da tutte le aspettative che non erano in linea con lei. Oggi si emoziona quando vede qualcosa creato con vera passione, ama aiutare le persone a ritrovare la propria forza interiore e a riconnettersi con la propria unicità. Aiuta i leader e i team ad essere più efficaci e ad acquisire autoconsapevolezza. Li supporta nella strategia, ma soprattutto li aiuta a interagire e a creare empatia nelle relazioni professionali. Non ci sono ostacoli che non possono essere superati, sostiene Grete. La sua missione è guidare le persone verso l'accettazione, la soddisfazione e la passione. È qui con noi una vera forza della natura e che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna, come sempre interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paola Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. È qui con noi oggi Grete Merlin. Buongiorno Grete, ben arrivata. Buongiorno, Buongiorno, allora partiamo con le domande. Nome, Grete Merlin, cognome, Kaliumae, di dove sei? Como Albavilla, Ok. Qual è la tua professione? coach per l'autoconsapevolezza. Cosa fa il coach? Aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi. Cosa non fa il coach? Non fa le cose per te. Okay. Cioè non ti dice esattamente quello che devi fare. Con tramite una serie di domande arriva a farti raggiungere il tuo livello di consapevolezza, giusto? Sì, non ti dice quello che devi fare, ma anche se io devo raggiungere un obiettivo, non è il coach che lo raggiunge per me. Giustamente, giustamente. Da quanto tempo sei in rete al femminile? Quasi un anno, tra un mese e un anno. Perché sei entrata in rete al femminile? Ero in un incubatore, imprenditoriale in realtà, un po' di tempo fa, tutto al femminile, Mh-mh. e quando sono tornata a casa stavo cercando qualcosa del genere anche qui, quindi un luogo dove c'è la sorellanza, dove c'è l'imprenditoria al femminile e persone che vogliono cambiare il mondo, vogliono condividere, vogliono crescere insieme, vogliono creare insieme. Certo, ed è proprio questo lo spirito infatti di Rete al femminile. E il potere delle donne nel mondo del lavoro qual è? Le donne quando si uniscono e si sostengono uno con l'altro, cioè sono potentissime. Sono fortissime le donne, è vero? Sì, Quindi sì. quel cliché delle donne che non possono lavorare insieme non è vero, insomma, bisogna un po' smarcarsi da alcuni cliché, da alcune cose, insomma. I coach parlano spesso di abbondanza e anche di consapevolezza. Come potresti spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è il concetto di abbondanza per un coach? Se noi andiamo in un bosco, in mezzo alla natura, specialmente durante la primavera, vediamo l'abbondanza nella natura. Quindi non è proprio l'abbondanza di: "Ho tantissimi soldi", o un concetto di abbondanza materiale, è proprio l'abbondanza della natura stessa. Vediamo tantissima bellezza, tantissime foglie, tantissimi fiori, e non c'è la scarsità, ecco.
c'è Certo. l'abbondanza proprio, c'è la sufficienza. Ma infatti quando noi invochiamo questo concetto di abbondanza, il rischio non è quello anche di ottenere dell'abbondanza in un'accezione negativa? Perché se io richiamo l'abbondanza, richiamo sì l'abbondanza magari anche in termini di soldi, in termini materiali, eccetera, ma a quel punto mi arrivano anche, se faccio questo richiamo in termini materiali, magari mi può arrivare anche abbondanza di debiti o di problemi che nessuno vuole oggettivamente. Quindi come risolvi tu come coach questo concetto di abbondanza? Ma il positivo e il negativo secondo me è un reame filosofico a questo Sì, punto. Ehm, certo. Dipende dal nostro punto di vista personale, dalla nostra mente, perché non c'è un positivo e negativo realmente nella natura, nel mondo. Ad esempio, mi viene una carrellata di lavoro, Mh-mh. posso vederlo nell'ambito negativo, in ottica negativa: "Come farò? Non avrò abbastanza tempo, non avrò abbastanza risorse, magari farò schifo nel mio lavoro, ehm, non riesco a Certo. gestirlo, non mi piacciono questi clienti", qualsiasi cosa che mi posso raccontare da sola. Oppure lo posso vedere nell'ottica positiva. C'è qualcuno che valorizza il mio operato, do Qualcuno che valore a apprezza, certo. qualcuno. Certo, certo. Va bene, arriviamo alle domande un pochino più frivole e leggere. Mare o montagna? 10 anni fa avrei risposto montagna, perché provengo dall'Estonia e là non ci sono. Ma adesso che sono in Italia da 16 anni circa, ti rispondo mare, perché proprio mi manca. Eh beh, immagino. Senti, prosa o poesia? Poesia. Allora guarda, io ho fatto delle ricerche, perché immaginavo che tu avresti risposto poesia e ho cercato per te 2 poesie di una poetessa che è nata a Tallinn come te, lei è del 1969, un pochino più grande di te, laureata in filologia e è anche membro dell'Unione degli scrittori estoni dal 1999. Te le leggo perché secondo me, oltre a esserci, questo incontro con la natura che è molto tipico della tua personalità, della tua vita, del tuo modo di vedere la vita, ha anche un approccio che è molto simile al tuo per quanto riguarda poi il mondo del lavoro, poi lo vediamo insomma. La prima poesia è questa: "Il percorso della pioggia sul tronco dell'albero verso terra, il percorso del fulmine sul tronco dell'albero verso terra, il percorso di un uccello sul vento verso terra, il percorso di una barca sull'acqua verso terra, il percorso di un rematore sul mare verso terra, il percorso della terra su di te." Questo significa un po' il peso della vita, ma anche il lasciar scorrere le cose, no, senza necessariamente contrastarle, un po' anche un senso di accettazione c'è qui dentro. Tu come la leggi? Ti piace intanto? Sì, è Ah, bellissima. grazie, va È bellissima trovata, infatti non la conoscevo neanche. Io la vedo molto sul tutto torna verso terra, alla fine. Certo, Tutto nasce dalla terra, ma poi alla fine tutto sempre torna eh sì, nella terra, c'è un perenne circolo. il cerchio, certo. La seconda poesia è: "Per sopravvivere devi andare oltre, oltre te stesso, altrimenti dalla presa bruciata del tuo occhio cadrà della polvere. Devi andare oltre, superando il tuo vecchio sé, attraversando il tuo vecchio paese e trovare la tua casa in qualche luogo, che altrimenti non raggiungerai." E in tutto questo io ci leggo comunque quello che fai anche tu come coach, quando aiuti gli altri ad andare oltre. Che ne pensi? Sì, sì. Ti piace anche questa? L'altra mi piaceva di più. Ah, vabbè, allora questa qui la cancelliamo e se teniamo solo buona la prima, come si dice. Va bene, rock o musica classica? Rock perché posso cantare, ma sto iniziando ad apprezzare la musica classica Ah, ultimamente. quindi non ci vuoi cantare niente oggi? No, 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 no. preferisco Sei l'unica, sei la prima che risparmiare. tutte le altre le abbiam fatte cantare. Ma nel bosco c'è più musica classica o più musica rock? Alle piante piace la musica classica. Sì, Mh. anche alla mia cagnolina sai? Alla Sì? mattina vuole essere messa sul divano, vuole ascoltare Bach, quindi senti, cinema o teatro? Mi piacciono entrambi, ma dico cinema perché lo guardo di più. E quali sono i Mh. tuoi generi preferiti? I film positivi, perché mi immedesimo tanto, Beh, allora beh, quindi deve ovvio. essere per forza positivo.
che mi fanno ridere anche magari. Ma giustamente, insomma, già la vita delle volte è pesante, è giusto ridere. Il cinema e il teatro devono emozionare, divertire, emozionare, insomma. Senti, anni sei giovanissima, quindi guardando indietro nelle tue precedenti generazioni, tu avresti voluto essere negli anni '60, '70, '80? Dai racconti di mia mamma, anni Vedi? '80. E niente, noi boomer siamo passatelli, ma resistiamo, c'è poco da fare. Cosa resterà di questi anni '80? L'abbiam già detto, noi boomer, evviva! Colore preferito? Verde bosco o lilla? Ti devo chiedere anche un'altra cosa, visto che a te piace così tanto la natura, nomen omen si dice, mi dici la traduzione esatta del tuo nome? No, perché questa è bella, In italiano sarebbe Greta Merlino delle Ande. Cioè, avete capito poi perché una nasce con questo spirito per la natura, eccetera. Nomen omen, esattamente. Segno zodiacale. Toro, ascendente Bilancia. E questo cosa ci dice di te? Il toro spiega perché sono tranquilla, abbastanza terra Mh. terra e anche testarda. Sulla Bilancia Hai dei non dubbi? saprei. Mah, sulle mie esperienze delle bilance possiamo magari dire forse che sono seducenti, amabili, dotato di un senso estetico, di umorismo, ma non lo so insomma. Comunque ad ogni modo secondo me il tuo mix è proprio un mix di una persona che adora la musica e la danza, vero? Ti piace Sì, ballare? amo Allora, ballare. visto che non hai cantato, vuoi ballare? Noi siamo liberi, puoi fare quello che vuoi alzarti e ballare, noi ti mettiamo sulla musica e tu balli, come vuoi, eh. No, è una comunicazione del corpo, bellissimo, ma non ballerò. Mi Allora, spiace. dopo quando mettiamo lo Non oggi. stacchetto balliamo invece Grete. Citazione preferita. Qual è la tua citazione preferita? Che tu creda di farcela o di non farcela, Mh-mh. avrai comunque ragione, di Henry Ford. Okay, quindi giustamente da coach anche tu credi che sono le convinzioni a creare la realtà in cui viviamo, cioè credere di farcela e credere di non farcela. In entrambi i casi comunque le cose avverranno secondo questa profezia, che è un'autoprofezia, no, se noi siamo convinti di questo, giusto? Sì, sì, se io credo che io posso parlare davanti a un pubblico di 150 persone, posso Ma farlo. Se guarda io che dico che qua io non posso farlo perché non è mio, u Guarda che qua è un pubblico ben più vasto. Hai già realizzato questa cosa, qui siamo in ogni oltre, caso hai ragione. siamo oltre. Eh certo. Senti, 3 sostantivi che ti definiscono. Serena, Mh. ehm, forte, direi efficiente, organizzata, sostenibile qua in mezzo da qualche parte. Secondo me tu sei anche molto dolce comunque. Il fatto che tu sia organizzata dipende anche dal fatto che hai da subito, da giovanissimo dovuto gestire una densa e intensa, attività. Hai fatto già tantissime cose per la tua giovane età, perché io sono andata veramente a guardare la tua biografia sia sul sito di Rete Femminile, sia sul tuo sito che è www.gretemerlin.it e poi appunto ne parleremo anche nella seconda parte, ma l'organizzazione è un po' anche quello che salva dall'essere fagocitato dal lavoro e di questa cosa poi parleremo più avanti, parlando anche di burnout, eccetera. Mi racconti invece la cosa più difficile che sai fare? Qua mi dispiace per quelli che sono in radio non vedranno, ma io so che Grete adesso ci farà una dimostrazione pratica della cosa più difficile che sa fare, quindi ti prego, So girarmi fa il pollice al devi contrario. farglielo vedere, perché lo sai fare solo tu, quindi vi fateglielo Così. vedere. Io non so, è un io avevo detto che era un fenomeno della natura, quindi, okay. Va bene, un sogno ricorrente. Allora, con la sfera dei sogni Mh. ho un po' una relazione strana perché, tendo da sempre a sognare un po' quello che accadrà. Cioè, Cioè nel senso, quello che tu sogni è qualche cosa che poi si verificherà. Quindi sei sogni premonitori fai? sì, sì, È ad esempio bellissimo. avevo sognato che stavo andando su dalle scale parlando una lingua che non conoscevo, quando vivevo ancora in Estonia da piccola, e poi è successo esattamente la stessa cosa, però stavo parlando in italiano, Mamma quindi mia. era proprio successo. Ma, al di là di mondo dei sogni quando dormiamo, sogno un mondo sostenibile, un mondo dove siamo sereni, siamo riconnessi con noi Mh. stessi e con il mondo reale, poi il mondo della natura, il mondo che ci nutre.
Ma tu tra l'altro, poi lo diremo sempre nella seconda parte dell'intervista, tu ti sei occupata anche come imprenditrice di sostenibilità, Vero, confermi? confermo. Dopo quindi state con noi perché dopo ne parleremo. Di cosa hai paura? Di non vivere. Eh. Mh. Beh, che non significa della morte, ma significa della morte in vita. Cioè di essere un po' anestetizzato, dalla vita, di non goderti fino Mh-mh. in fondo le cose, questo intendi dire, no? Di perdere occasioni, di Mh. essere sul letto della morte e dire: "Io non ho preso questa occasione, mi pento di non aver vissuto, di non aver fatto questa Certo. particolare E quindi cosa". temi un po' quella zona che tutti ormai insomma vedono un po' come una minaccia, che è quella zona di comfort, zona comfort o comfort zone, insomma come si chiama, dove non sperimenti. Invece a te proprio piace sperimentare, scoprirti sei una curiosa di natura tu, Sì, dai. sì, 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 sì. Perfetto. Senti, nella tua biografia c'è scritto che ti emozioni quando vedi qualche cosa di creato con vera passione. Qual è la cosa che ti ha emozionato di più ultimamente? Ultimamente, ehm, qualche mese fa sono andata in un raduno dei camion Mh-mh. e c'era un camion che mi ha emozionato, mi sono messa a piangere Ma davanti a se questo camion. Ma sei seria? Sì. Cioè, in che senso ti sei messa a piangere davanti al camion? Era bellissimo. Era disegnato, ma si vedeva proprio la passione dietro questa persona, il camionista, verso il suo mezzo, Certo. come l'aveva addobbato, come l'aveva proprio era un'opera d'arte. Caspita, forse anche perché magari, essendo proprio un camionista, col camion ci lavora, ma soprattutto ci passa, scusate, parte del suo tempo, no, quindi probabilmente questa passione era poi anche forse un modo per magari per un camionista coccolarsi non è proprio il termine corretto, però insomma per sentirsi per sentirsi in un guscio accogliente forse, no? Io glielo chiederei. Ma Potrebbe tu lo essere anche conosci? no, no, non lo Ah, conosco. beh, Potrebbe essere anche un po' la teoria del: "Le mie scarpe mi portano nei posti migliori". perché no? Ma cosa c'era disegnato su questo camion? C'era un po' la natura, le volpi, i lupi, era proprio ma non è tanto il Mh. cos'era disegnato sopra il camion, che proprio quella passione dietro. E quindi poi ti emozioni e ti metti a piangere. Sì, 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 mi è Non ti venuto proprio pian emozionare oggi con la nostra intervista, per carità, va bene il dito storto, ma non ti emozionare. Senti, quali sono i tuoi hobby? Uff, ho ho tantissimi hobby in realtà, perché mi piace proprio sperimentare. Uhm, uno dei quali è produrre cosmetici a casa. Ho questa teoria Ma che dai? se io lo mangio e muoio, meglio se non me lo metto sulla pelle. Scusa, aspetta, ripetila piano, com'è? Sì? Se io lo mangio e Oh, muoio, mamma mia santa. meglio se non me lo metto sulla pelle. L'ultima sperimentazione che ho fatto su questo punto è il balsamo per i capelli. Ma quindi scusami, tu che sei un'esperta di bellezza e sei bellissima, non hai bisogno di niente. A me che ho un po' più di rughe, ho un po' qualche anno più di te, qual è il segreto della bellezza? Cosa mi consiglieresti di fare? Non Ehm, dimmi il chirurgo estetico perché non ci no, vado, no, ecco, vai. no, ma il nostro corpo ha bisogno di determinate cose in generale, Giusto, tipo, collagene, ecco. ad esempio. Dopo i 30 iniziamo a produrre meno collagene. Dopo i 30, dopo i 40, dopo i 50. Sempre di meno, quindi dobbiamo iniziare a integrare oppure Ah, creare e come lo integriamo? lo integratori di collagene, oppure possiamo fare brodo di ossa o nervetti, tutte le No, cose che no, sono ti orribili da prego di ver mangiare, no, no. però ci fanno bene. O esternamente idratazione, quando usiamo il sapone laviamo via lo strato che ci idrata della pelle, Mh-mh. e quindi dobbiamo per forza metterci la crema, oppure meglio ancora olio di jojoba. Okay. Perché, in realtà non è un olio, è una cera che è molto simile a quella della nostra pelle, quindi è fantastico per idratare. Certo. Ma tu dove vorresti vivere? Bella domanda. Non esiste un luogo fisico secondo me dove vorrei vivere. Nella mia infanzia ho cambiato casa tantissime volte, ho pure cambiato paese. Ehm, nel mio mondo ideale io sarei itinerante. Sì, eh? Sì, sì, cittadina
del mondo. Cittadina del mondo, quindi come? E il mio sogno sarebbe un camper, ma quelli belli, quelli che costano con un appartamento. Qui torniamo al concetto di abbondanza e vuole un super mega camper. Sì, e ti svegli ogni giorno in un posto diverso, Che in mezzo alla bello, natura, che mangi le bello, cose locali, vedi il sole bellissimo. sorgere. Tanto È noi bellissimo. freelance siamo abituati che con un computer facciamo tutto, basta che ci sia la rete, non solo quella femminile, ma anche proprio la rete in senso di connessione, noi possiamo tranquillamente lavorare. Siamo i professionisti dell'online. Senti, qual è il tuo rapporto con i social? Amore e odio. Ah sì? Cioè sono stata via dai social per 7 anni, anche se sono generazione che è cresciuta già Eh beh sì, con la tecnologia, ma sei una nativa digitale. sì, 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 Io sono sono nati un'immigrata digitale. Sì, o si dice così, non posso farci niente. comunque cerco di di non Ah consumare, okay. ma di creare. Beh immagino. Senti, una cosa che detesti. Le persone che cercano di essere qualcosa che non sono, mi urtano in un Cioè le certo persone senso. finte, quindi quelle con le maschere? Sì, sì, Mh. sì, che cercano di essere o di più o di meno, qualsiasi cosa che non sono davvero. Okay. Mh. C'è un'altra cosa che non ti piace tanto? Non lo so perché lo chiedi, perché Perché lo so. non mi Perché piacciono tanto i bambini, okay, che è un qualcosa che può essere al di fuori cioè, se lo dico ad alta voce, vedo gli occhi spalancare: "Ma come?" esatto, Ah, quelli io ho no, non i avuto miei, mia per carità. sorellina, Mh. l'amo alla follia, sono la zia di 3 nipoti, quindi non è che non sono stata in contatto con i bambini, ma proprio non fanno per me, non fanno Vabbè. parte dei miei progetti Quindi di anche vita. tu sei vittima di quelle domande che fanno in genere i parenti durante le feste: "Allora, ma quand'è che ti sposi? Allora, ma quand'è che fai i bambi" ma fatevi i fatti vostri, lasciateli in vedo che anche dalla regia annuiscono, quindi ho ragione, lasciate in pace i giovani e non fate 'ste domande imbarazzanti. Grazie. Okay, perfetto. Possiamo andare avanti. Una cosa che invece ami. La vita, tutto, animali, la natura. Io sono perennemente innamorata di tutto quello che Ma vedo. oggettivamente si vede anche, hai proprio la faccia luminosa di chi proprio sei proprio la positività fatta donna. Senti, che cosa invece ti fa ridere? Ti de Guarda che qua devi esprimerti al massimo perché poi dopo noi partiamo con lo stacchetto della risata, quindi qui devi farli veramente ridere, facci ridere. I video dei gatti tipo su Roomba, Cos'è che Roomba? il robottino, quello che aspira il polvere. Scusate, ce l'ha fatta a farci ridere. Avevo capito che cos'è. Beh, non è la pubblicità del coso, del robottino per cui ci mettono sopra i gatti e fanno i video dei gattini che vanno in giro, eccetera, eccetera. È quello, vero? Sì, Vero, abbiamo sì. riso. Va bene, allora miau, vai con la risata. Qui puoi ballare? Va bene, va bene. Come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Nella tua biografia e sul tuo sito, che è www.gretemerlin.it, parli di spirito imprenditoriale. Adesso, con calma perché hai fatto tantissime cose. Ci racconti cosa hai iniziato a fare quando eri alle superiori? In quarta superiore mi hanno assunto in un'agenzia pubblicitaria come digital designer. Sottolineo in quarta superiore, quindi capite con chi abbiamo a che fare. Quando dico che è una forza della natura, non mento. Vai, scusami. Ci ho lavorato per 7 anni, per poi sentirmi un po' stretta. Cioè non avevo un mentore che mi dasse la Mh-mh. spinta di fare Certo. di più, di andare da qualche altra parte, insomma mi sono sentita un po' stretta, al che ho aperto la mia partita IVA. Eh sì, perché nel 2021 Grete ha fondato un marchio di streetwear biodegradabile e ha cofondato una startup digitale. Adesso tu ci devi spiegare come riuscivi a gestire tutto. Eri giovanissima, intraprendente, ma con delle grosse responsabilità, avevi anche un team da gestire e con una visione imprenditoriale non indifferente. Ma come facevi a gestire tutto questo carico
non solo di lavoro, ma anche di responsabilità e di emozioni, perché eri veramente giovanissima. Nel 2020 sì, Sì. nel 2020 Mh-mh. che ho aperto la partita IVA, in 1 anno sono riuscita anche a crearmi clienti, perché anche lì non è facile, soprattutto se non sei del paese, se vivi 3000 chilometri lontano dai tuoi amici, familiari, eccetera, quindi devi trovare e creare tutto da zero. Quando ho visto che riesco a farcela, lì m'è partito lo schiribizzo. So Bellissimo. quindi ho iniziato con aprire lo startup in Italia con altri 5 soci, e lì gestivo un team dei giovani creativi anche, nel creare questo prodotto digitale. Allo stesso momento ho aperto anche qualche mese dopo, ho aperto anche un marchio di streetwear biodegradabile, proprio per, capire come funziona, se è effettivamente possibile creare dei vestiti che nel momento in cui non li utilizziamo più, possono tornare nella natura, possono tornare nel circolo Che poi, della natura. tu l'hai fatto, diversi anni fa, comunque è una cosa che adesso, insomma un po' tutte le aziende nel mondo del fashion si stanno orientando verso il riutilizzo, eccetera, no. Senti, ma mi Mh. dicevi tu l'altra volta quando ci siam sentite che usavi un metodo che si chiama Scrum, giusto? Sì, sì, all'interno Mh. dello startup, Mh-mh. nel gestire progetti esterni, ma anche nella creazione Mh-mh. proprio dello strumento nostro, Mh-mh. utilizzavamo i metodi agili, Ah, uno dei okay, quali si chiama Scrum, okay. che vuol dire che tu hai un arco di tempo, Sì, generalmente 1 settimana o 2, sì. per finire un determinato progetto. Mh-mh. Quindi hai proprio la lista delle cose da fare, Mh-mh. chi deve fare cosa, e ci sono momenti di incontro Okay. del come stiamo andando, com'è andata, della misurazione. È un po' mirato verso la produttività. Okay. E invece dobbiamo fare pausa. Niente, quello è il segnale della pausa. Adesso noi ci zittiamo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Eccoci di nuovo qui con Grete Merlin, coach di Rete al Femminile. Un'informazione per voi: se volete parlare con Grete, farle delle domande, potete chiamare al numero 0292947222 e vi risponderemo con molto piacere. Raccontaci Grete, cosa facevi nella startup? Nella startup aiutavo tutta la parte visuale del brand, del prodotto, e aiutavo a fare il loro lavoro ai creativi junior.
quindi le aiutavo a crescere anche un po' creativamente come individui. Okay. Poi in realtà ho avuto anche un'occasione di insegnare Ah, che bello. in scuola a Monza, Ah, che scuola era? Liceo? IFTS Bianchi. Cos'era un liceo? Sì, 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 Superiore? sì. Cosa insegnavi? Uhm, WordPress, HTML, cose molto tecniche su come fare siti web, marketing e anche gestione del cliente. Facevi veramente tante, tante cose. Infatti nella tua biografia e sul tuo sito, a un certo punto appare la parola burnout, che tu definisci la perdita di te stessa ed è stata un po' la leva della tua trasformazione. Se vuoi ci racconti innanzitutto che cosa è successo in quel periodo e poi la domanda che ti voglio fare è: ma per chi o per cosa si cambia o non si deve mai cambiare nella vita? Per dire, son 2 domande e 2 argomenti molto importanti, quindi raccontaci prima, se vuoi, il tuo burnout, perché, lo ritengo molto interessante come condivisione, molto generosamente hai fatto anche sul tuo sito, quindi se vogliam parlare di burnout, secondo me è molto interessante per i nostri radioascoltatori, perché molto spesso il burnout viene un po', considerato qualche cosa che arriva solo dall'esterno e ci schiaccia. In realtà poi Grete ci spiegherà un po' che anche dipende dal come noi viviamo e come noi organizziamo, quindi il burnout non è solo qualche cosa che ci arriva da fuori e, ripeto, che ci schiaccia. È qualcosa che ci schiaccia, ma perché noi non siamo stati in grado di definire bene tutte le componenti della nostra organizzazione, del nostro lavoro, del nostro modo di approcciarci, no, anche ai problemi che arrivano, ma non voglio dilungarmi, non voglio toglierti spazio. Raccontaci tutto tu, Grete. Facevo insieme 3 cose alla fine, quindi era il brand con la quale sono andata anche alla sfilata, poi Hai fatto anche una sfilata, vero? sì, ho fatto anche una sfilata. Che non è una cosa da poco fare una sfilata, è una delle cose Bella abbastanza esperien stressanti e impegnative, insomma, mi sono divertita parecchio. Sì, no, ci credo, non metto in dubbio, però certo. Però eri anche giovanissima, quindi sei stata veramente in gamba, però poi tutto questo ti ha un po' fagocitato forse? Sì, sì, quindi, dalla parte del brand tutto quello che riguarda creare, vendere, essere in contatto con fornitori, poi dalla parte dello startup aiutare comunque il team, andare avanti nel fare anche la mia parte come libera professionista, avevo i clienti tutti miei, ehm, e lì comunque inizia un po' la questione della gestione della propria energia, perché è quello che ci porta al burnout. E lì proprio non chiedevo aiuto, Ma che è per qualcosa che orgoglio? Per orgoglio? no, perché dall'infanzia mi sono rimaste queste Mh-mh. mi è rimasto questo tarlo del: "Devo farcela, devo riuscire a farcela da sola". Sì. Quindi per la maggior parte delle cose a cui avrei dovuto chiedere aiuto non lo facevo. Dal momento in cui magari nella parte dello startup mi iniziava avevo più impegni che mi toglievano energia, dal lato del brand di abbigliamento mi divertivo tanto, quindi mi dava un po' energia, riuscivo a bilanciare, ma poi quando invece nella mia libera professione c'erano dei progetti che anche lì mi toglievano l'energia. Sono andata avanti, andata avanti, avanti, avanti fino a quando sono proprio andata faccia contro il muro e basta, non avevo più energia per fare nulla, niente. Non volevo alzarmi dal letto. Il mio burnout è durato 1 anno, ma il fatto che non volevo alzarmi dal letto non vuol dire che non mi alzavo dal letto, anzi mi sentivo in colpa perché ho tanto sul mio piatto, no, devo riuscire a Certo. farcela, cioè se non lo faccio io, chi lo fa? Quindi comunque spingevo, spingevo, spingevo avanti, forse per quello è anche durato così tanto tempo. In questa startup, se non ricordo male, tu prima avevi detto che comunque eri organizzata con questo metodo agile, Scrum, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che per forza un metodo valga per tutte le tipologie di lavoro, per tutte le i team di lavoro, eccetera. È molto importante, scegliere il giusto metodo per il lavoro che si svolge, assolutamente, ma
Poi agile non riguarda tanto il benessere della persona quanto la produttività in azienda. Quindi riuscire a fare qualcosa in modo più veloce, ma a che costo? Ecco. Certo, certo. Perché poi, tu dicevi, no, che nel momento in cui spacchi quel muro e non riesci più a fare quello che prima ti appassionava, ti trovi veramente di fronte quasi a un lutto. Tu l'avevi definito Sì. un lutto quando ci eravamo sentite al telefono prima, insomma, di sentirci per questa intervista. Avevam parlato e tu mi dicevi che è proprio una sorta di lutto, quello che ti tocca affrontare delle volte nel mondo del lavoro. Sì, 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 assolutamente. Come libera professionista, come designer, io amavo il mio lavoro, ma lo amavo fortemente, ma da un momento all'altro ho iniziato ad odiarlo. Non riuscivo più a fare nulla che riguardava il mio vecchio lavoro, la mia vecchia professione. Proprio Certo. qualsiasi richiesta che mi arrivava lo prendevo molto negativamente, avevo proprio il muro, non lo volevo fare. Ma infatti mi raccontavi questa tua esperienza di burnout che non riuscivi neanche più a riposare, No, 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 non riuscivi proprio più a staccarti e cosa hai fatto quindi per superare questo, periodo pesante insomma sul lavoro e soprattutto come hai fatto poi a recuperare tutto questo entusiasmo che hai? Perché veramente tu sei se io sono una persona entusiasta, tu lo sei all'ennesima potenza, quindi, ma ci ehm, sono alcune persone che non se ne sono neanche resi conto che facevo sì, che avevo il veramente, burnout, sì, perché caspita. tendo ad essere una persona positiva di per sé e sorridere nonostante. Ma, il tempo guarisce tutto. E Certo. lì effettivamente ho iniziato a pensare: "Okay, ma io in realtà nella mia vita, questi anni che ho" perché non viviamo all'infinito, noi tendiamo a pensare che viviamo all'infinito, quindi scrolliamo sui social e facciamo Mh, tutto quello che facciamo perché vero. pensiamo che viviamo all'infinito. Cosa voglio fare nella mia vita? Cosa voglio fare in questi anni? Cosa mi crea davvero felicità? Mh. È lì che è partita la trasformazione a quello che faccio oggi, che è completamente diverso. Se prima ero tutta immersa nella tecnologia, adesso sono immersa nelle persone, che è completamente Eh sì, un'altra perché sei sfera. coach adesso, ma è vero che molti coach arrivano alla professione di coach proprio perché hanno passato per prima loro qualche cosa che li ha portati a avere appunto bisogno di un aiuto di un coach e poi hanno capito che poteva essere una strada? È così? Eh sì, secondo me sì. È molto interessante. Ma quindi insomma la domanda di prima, quindi per chi o per cosa dobbiamo cambiare o non cambiare nella vita? Qual è la tua risposta? Io L'unica cosa per cui vale la pena cambiare nella nostra vita siamo noi stessi, certo. ma soprattutto di solito magari ci mettiamo un po' in comparazione, no, io sono più brava di lei o non so, ma la giusta comparazione è proprio Con noi con noi stessi. stessi. Ma Sono più brava di ieri? infatti nella tua vita tu parli di consapevolezza e di talento in antitesi ai punti deboli, insomma, quali sono i tuoi talenti e i tuoi punti deboli o E quanto tempo abbiamo? ma hai tutto il tempo che vuoi, puoi anche tornare un'altra volta volendo. Vabbè, tra i miei punti di forza, Mh, ehm sono una persona molto efficiente, nel senso che mi piace trovare la via più efficiente per fare qualsiasi cosa. Amo multitasking è un mio punto di forza. È da dire che è innato per alcuni, per gli altri no. Circa il 30% delle persone ama il multitasking e ma trova se soddisfazione. ma secondo te questa è una differenza che riguarda un po' le generazioni o qual è? Perché, ne parlavamo, tempo fa con Monica Moro che è stata ospite alla trasmissione, abbiamo parlato proprio di multitasking e sia lei sia io ci siamo dette proprio che non siamo minimamente sostenitrici del multitasking, no, e come avevam detto in trasmissione l'altra volta dovremmo imparare dagli uomini che ragionano a compartimenti stagni, no, invece per te è positivo, ma secondo te è un fatto generazionale? Perché ovviamente tu sei molto più giovane di me, eccetera, ma è un fatto generazionale o da che cosa dipende il fatto di considerare efficace o efficiente il multitasking o no? Io utilizzo uno strumento che si chiama Human Design.
Secondo questo Mh-mh. strumento noi nasciamo con un imprinting, Sì. quindi siamo diversi come individui, abbiamo i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza o di, sensibilità, mi piace Certo. sensibilità più di debolezza. Ma secondo lo Human Design proprio ci sono diverse persone che trovano soddisfazione in diverse cose, quindi, Certo. ehm 30% come dicevo all'incirca delle persone amano multitasking, mentre gli altri no. Certo. Non so, comunque ripeto, veniamo anche da generazioni diverse. Io appartengo un po' a quella generazione dei cosiddetti sensi di colpa indotti che fortunatamente voi non avete o vi siete un po' smarcati da quello che si deve fare, si deve dire, non si deve fare, non si deve dire. Quindi un po' questo essere multitasking secondo me noi lo vediamo quasi forse come un'imposizione, un obbligo perché tu devi fare questo, ma devi fare anche quello, devi fare questo, devi fare anche quello, in realtà tu non devi, ma puoi scegliere di fare o di non fare anche in modo più, sereno e tranquillo, eccetera. Ripeto, noi che arriviamo da, io che arrivo da una generazione che è quella dei sensi di colpa indotti, ho dovuto un po' imparare a smarcarmi da certi condizionamenti un po' imposti dalla società. Ma torniamo ai tuoi talenti, dunque, quali sono i tuoi talenti? Ehm, Ho anche questo punto di forza di essere una persona che nutre, che cura il prossimo, ma non nel senso che do tutto di me. Più che altro allora, nutrire un'altra persona e capire un po' di cosa ha bisogno. A volte ha bisogno di essere buttato fuori dal nido, a volte ha Certo. bisogno di battere la testa contro il muro Ah, certo. e quindi anche un po' quell'amore duro che Sì, ma, diciamo. perché soprattutto l'amore deve essere funzionale, no, perché se non è funzionale, ma è disfunzionale, non si chiama sicuramente amore. E ti ringrazio perché mi dai lo spunto per parlare di un tema appunto che mi è caro, che è proprio quello delle relazioni amorose. Non è più il tempo di far finta di non sapere che una relazione, se non funziona, non serve insistere, non bisogna insistere, si deve arrivare a un porto sicuro in ogni relazione e se quel porto sicuro è quello in cui ci si lascia, è pur sempre un approdo, è un punto fermo da cui ripartire, così come l'eccesso di empatia è anticamera e terreno fertile per le manipolazioni, anche gli amori che non sono amori, ma sono disamori, okay, vanno, tenuti sotto controllo. C'è un articolo di Francesco Alberoni del 14 ottobre 2013 della rubrica L'articolo della domenica, dove si parla di vampiri, cioè persone che ti succhiano l'energia, Mh-mh. e, ci sono invece persone che ti danno energia, cioè ti arricchiscono, quindi alcune ti prendono l'energia, te la succhiano come i vampiri, gli altri invece ti danno energia. Dopo un colloquio con uno che ti succhia energia, ti senti stanco, svuotato e insoddisfatto, ma per capire questi meccanismi dai quali è bene smarcarci, chi ti prende l'energia, che meccanismi usa, ci ricordava il professor Alberoni in quell'articolo. Lui raccontava appunto che c'era un caso di un suo amico che quando il sole è brillante e ironico racconta storie bellissime, ma quando invece c'era sua moglie stava zitto e si inibiva, perché, lei disapprovava appunto queste sue esibizioni pubbliche, no, quindi c'è chi ti logora facendoti sentire in colpa, e qui torniamo ai sensi di colpa indotti, no, perché si lamenta, fa capire che tu sei la causa del suo star male, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questi 2 meccanismi, c'entrano molto anche con le coppie che non vanno d'accordo. Ci sono persone che trasformano ogni incontro in un duello, no, o non appena aprite bocca vi dicono che state sbagliando, che vi sfidano, che vi provocano, eccetera, eccetera. Se noi diamo retta va a finire che la discussione non finisce più e noi, siamo svuotati di tutta energia. Ma lui diceva, il professor Veroni, che cosa hanno in comune tutti questi tipi di umanità? È l'ostilità. L'ostilità. Quando ci accorgiamo che con certe persone ci sentiamo stanche, ci sentiamo logorate, dobbiamo diffidare, vuol dire che ci sono ostili. E quindi dobbiamo stare attenti anche nelle relazioni proprio, amorose, quando sentiamo che qualcosa pesa, vuol dire che c'è dell'ostilità. Ma allora signori, come si può chiamare amore una relazione in cui c'è dell'ostilità?
Quindi iniziamo a chiamare le cose col loro nome e quando ci sono delle reazioni che funzionano, togliamo di mezzo la parola amore e iniziamo forse a fare un passo avanti. Nella tua biografia, e sempre sul tuo sito, c'è scritto che il nucleo della tua attività di coaching è riconnettere i leader al loro autentico potere interiore, al loro talento. Questo è un aspetto molto interessante. Ci spieghi o ci rispieghi in modo più ampio cosa fai e che strumenti usi, questo famoso human design che tu usi, che a me ha affascinato tantissimo quando me lo hai raccontato. Qui ti lascio tutto il tempo che vuoi, vai a ruota libera, la regia un giorno ci fermerà e ci dirà vi sfumiamo e sfumateci, ma vorrei che veramente tu parlassi a ruota libera di questo perché è bellissimo sentirti mentre ne parli. Prego. Sul punto di prima, se posso, Tu puoi fare tutto quello forse che vuoi. Vai. insieme all'amore dovrebbe esserci la compassione al fondo, quasi come sinonimo. Mh-mh. Comunque, al di là di Che quello, cosa intendi tu per compassione? compassione proprio compassione per il prossimo, l'amore per il prossimo, li uso infatti come sinonimi, vederli non come persone, come corpi, ma vederli come anime. Certo. Questo è un aspetto molto importante, molto interessante. Ti ringrazio infatti per questa tua definizione, perché sì, quando, parliamo di relazioni veramente è bene smarcarci e cercare di anche se sembrano cose insomma dici nel 2025 parlare di anima, no, parliamo di anima, parliamo sì di quello che è veramente la tua natura, la tua essenza, vai oltre, no, oltre Mh-mh. quello che vedi, oltre l'aspetto, oltre tutto, vai oltre tutto e guarda e cerca di capire chi hai di fronte attraverso quello che è il suo sentire, quello che lui ha dentro, quello che gli nasce nella testa, nel cuore, nella pancia, cioè è questo secondo me che bisogna un attimino iniziare a capire, non avere di fronte un antagonista proprio, nel senso proprio di presenza fisica, ma avere un antagonista magari nel senso di anima. Che cosa, riuscirebbe a fare questa persona col suo animo, non con la sua forza, con le sue mani, eccetera, col suo animo. Fin dove lo spinge il suo animo, no? Mh-mh. Sì, Prego, alla prego. fine Siamo siamo sempre qui lì. tutti nella stessa barca cercando di arrivare a domani, Eh quindi certo. a ogni livello. Noi anche alla fine della puntata, ma ci arriviamo. Sto scherzando. Vai avanti, No, prego. comunque, Dai, che abbiamo tanto tempo ancora. rispondendo alla tua No, domanda sul no. cosa faccio. Sì, non è vero, non abbiamo tanto tempo, ma fa niente, vai. Okay, utilizzo questo strumento che si chiama Human Design, come dicevo. Ha messo velocità 1 e mezzo, vai. Vai. Okay, ehm, che di base, come teoria, dice che nel momento in cui noi nasciamo, siamo separati dal corpo della nostra mamma, abbiamo questo imprinting che avviene attraverso i neutrini, queste piccole, piccole particelle che attraversano il nostro corpo come se nulla fosse, sono talmente piccole. Con sé portano dell'informazione di tutto quello che hanno attraversato sulla loro strada. E quindi quando noi nasciamo siamo fisicamente dei individui a sé stante, Certo. abbiamo questo imprinting che poi nel Human Design abbiamo un disegno dell'imprinting, dove possiamo vedere come funziona la nostra energia, come è meglio arrivare a degli obiettivi, ad esempio, quali sono i nostri punti di forza, quali sono i punti in cui siamo più sensibili. Ad esempio, io ho scoperto attraverso lo Human Design nel coaching e comunque in queste professioni, prima sperimenti qualsiasi strumento su te stesso. Eh sì. Ehm, io ad esempio ho scoperto che sono una persona emotiva. Prima non avevo la più pallida idea e la domanda era proprio l'ho chiesto dagli altri perché nel mio disegno c'è proprio scritto che è inconsapevole per me. Tu vedi cos'è la tua coscienza, cos'è la tua subconscio, no, quindi Certo. quali sono le cose che tu capisci di te, che vedi che sono ovvie per te, e invece quali sono le parti che magari gli altri notano molto meglio in te. E lì ho scoperto che sono una persona emotiva e non ci credevo, assolutamente no, Sì, però tutti i miei amici e familiari hanno confermato mani alte, mani basse. Ehm io ci leggo tanta dolcezza comunque in questa tua forma di emotività, ci vedo tantissima dolcezza, perché è vero che sei una forza della natura, ma proprio perché sei una forza della natura sei molto sensibile,
se no non potresti stare a contatto con la natura se tu non lo fossi. Sì, ma poi avevo scoperto anche proprio questa qua si apre tutto un capitolo. Ho scoperto questa io avevo proprio chiuso fuori qualsiasi sensibilità verso l'altro, ho dovuto fare un lavoro per aprirmi, capire, sentire il prossimo a livello energetico, che può sembrare una cosa tipo, non so, cose delle streghe, ma no, in No, realtà no, è proprio quell'energia che quando qualcuno entra nella stanza ci danno quel vibe, abbiamo mh-mh, questa sensazione di questa persona, anche se non ha ancora detto nulla, è vero. che è proprio E l'energia, certo, è comunicazione vero. di energia. Eh sì, vero, vero. Senti, c'è un imprenditore che ti ha ispirata? Sì, Steven Bartlett è un imprenditore, Mh-mh. inglese che io ammiro il fatto che lui riesce sempre a mettere le persone prima di tutto. Aveva fondato un'azienda che si chiama Social Chain, Mh. che se uno va a vedere un po' vabbè, lavorano nel marketing, però comunque sono una forza della natura anche loro. Ma, lui ha fatto anche un podcast che si chiama The Diary of CAO, è Mh-mh. in inglese purtroppo, però proprio racconta l'imprenditoria in modo molto trasparente e chiunque inizia una sua carriera o vuole creare qualcosa di proprio, è proprio bello sentirlo perché ci si può sentire molto soli. Questo proprio la sua trasparenza nel raccontare, fantastico. E oltre a un imprenditore che ti ha ispirato, hai un mentore, un maestro che ti ha proprio illuminato, che hai seguito? Ne ho diversi, per Ah, qualsiasi cosa. Bisogna trovare le persone diversificare, bisogna diversificare. sì, bisogna trovare le persone che ti fanno da mentore, soprattutto devono essere persone che hanno già fatto quello che vuoi fare tu. Quindi ad esempio, per public speaking io ho un mentore che Mh-mh. mi guarda i miei discorsi magari e mi aiuta a fare meglio. Ti sta osservando oggi? No, oggi oggi guarderà dopo Ah, e poi mi okay. darà tutti i suoi feedback. Oppure, per gestione delle persone Mh-mh. ho una persona di riferimento che è la mia mentore. Se devo organizzare un evento, ad esempio, specifico, dipende quante persone, eccetera, mi rivolgo a chi l'ha già fatto con Certo, successo, che ammiro. Quindi per ogni aspetto, secondo me, nella nostra vita abbiamo sempre bisogno di un mentore. certo, sono d'accordo con te. Come immagini la tua professione tra 5, 10 anni? Come sarà la professione del coach? Ma i coach secondo me saranno in tutte le aziende. Caspita, caspita, dalla regia ci dicono che abbiamo solo 3 minuti. Adesso mi devi dire qual è la sfida più grande nel tuo lavoro. Combattere contro le persone più care intorno a te, Mh? che magari quando tu crei qualcosa di nuovo, per loro è completamente categoricamente qualcosa di sbagliato magari, e quindi ti trovi a, spiegare alle persone più care perché stai facendo qualcosa di diverso da tutti gli altri. Ti capisco perché noi siamo abituati a comprare le storie degli altri su di noi, ovvero quello che i nostri genitori, i nostri parenti pensano che noi dobbiamo fare, noi a un certo punto non si sa perché ci compriamo queste storie, no, e dobbiamo assolutamente soddisfarle. Non è così, ognuno si scriva la sua storia. Qui adesso dovremmo andare nella terza parte dell'intervista. Abbiamo pochissimo tempo, ma io andrei lo stesso con lo stacco musicale. Vai con la Mission Impossible di Grete! Adesso dai, dai senti così. Siamo pronti? Allora, siccome abbiamo pochissimo tempo e qui ci sfumano o ci sparano, non lo so come sono abituati qui a Radio Libertà, non lo so. Comunque, abbiamo pochissimo tempo. Dai, in modo proprio sintetico i 3 consigli, poi Grete io ti invito a ritornare perché di materiale qui ne abbiamo tantissimo da raccontare. Allora, vai, i 3 consigli per i radioascoltatori di Radio Libertà, vai. Allora, per conoscere meglio te stesso, ti consiglio di osservare, Sì, studiare te stesso nelle sì, situazioni, specialmente in contatto con le altre persone, sì. vedere cosa succede quando sei in un determinata situazione.
la sensazione sul corpo, hai tensione, calore, freddo, dove. Quindi osservazione primo strumento. Perfetto. Prendere appunti delle 2 osservazioni, dei pensieri, per poi analizzarli, quindi avere un diario magari dove scriviamo tutto quello che succede, come ci sentiamo in quelle situazioni e soprattutto io come mi racconto. Certo. E poi capire cosa possiamo controllare e cosa non possiamo controllare, perché spesso, abbiamo ansia, tutte le emozioni negative rispetto alle cose che non possiamo controllare, il traffico, il meteo, tutte le cose che sono assolutamente al di fuori da noi. Ehm, Capire proprio che: okay, io posso controllare le mie azioni, i miei pensieri, basta. Non posso neanche controllare il mio corpo che sta invecchiando a suo andamento. Allora Grete, adesso tu mi devi dire cosa fare quando sei in ascensore e dici: "Avrò chiuso la porta di casa, sì o no?" Io oggi son entrata dentro 2 volte perché non ero convinta di aver chiuso la porta di casa e quindi mi son detta: "Adesso devo trovare un metodo per dirmi ogni volta: "Sì, stai serena che l'hai chiusa." Dacci un consiglio, cosa possiamo fare? Tu lo sai. Consapevolezza Ecco, vedi? del momento, perché vuol dire che probabilmente o stavi Eh pensando ad certo, altro. devo venire qua, no. Essere proprio nel momento, ritornare, chiudere la nostra mente scimmia, come lo chiamano La mente nell'occidente. scimmia è bellissimo. La scimmia io si vede che ho una scimmia urlatrice nel cervello ogni tanto che mi dice cose strane, E quindi consapevolezza, certo. Sì, osservare. Il primo passo, proprio osservare quello che sta succedendo in questo momento con me, con Perfetto, te. perfetto, perfetto, bene. Allora, qual è la ricetta di donna di Grete per i radioascoltatori di Radio Libertà? Sii te stesso. Assolutamente, sii sempre te stesso. Non ridere quando non fa ridere. Non Stavo sorridendo, potevo. no, non te, ma nel senso, ad esempio le donne il mondo imprenditoriale purtroppo è ancora un mondo al maschile Sì. e ci sono frecciatine, ci sono tante cose che proprio o chiudi l'occhio o li guardi e basta, ma è importante rimanere sempre noi stessi. E Integrità. tu infatti m'hai detto, quando qualcuno ti dice qualcosa che non ti risuona in modo garbato, in modo corretto, eccetera, qual è il metodo che usi tu, Grete? Vi chiedo di ripetere. E questo praticamente che cosa fa? Disattiva completamente il meccanismo della prepotenza? Li obblighi a ridire le loro scemenze e quindi di rifletterci su. E funziona comunque, Sì, sì, vero? sì, alla Funziona. grande. E insomma bisogna essere onesti, non bisogna avere maschere, anche noi donne abbiamo un superpotere, regia quanto manca? Niente, è finito. Anche noi donne abbiamo il superpotere, io ve l'avevo detto che sarebbe stata con noi una forza della natura, sicuramente non vi abbiamo delusi. Grazie, grazie Grete, grazie per questa tua presenza. Ti invito comunque a tornare perché di cose ce ne sono tantissime da raccontare su questa ricetta di saggezza e su questa forza della natura che è Grete Merlin. Io vi ringrazio e vi saluto. Buona radio a tutti dalla vostra pesca.